Rose in ricordo di Edward, un mazzo con fiori rosa e bianchi, un altro di fiori bianchi. I familiari e amici dei tre quarantenni morti lungo la strada piovese affidano ai boccioli colorati bagnati da una pioggia battente l'ultimo saluto a Edward Doy, Martina Pagnin, Diego Rampazzo. Stavano tornando dopo una serata trascorsa in un locale di Sant'Angelo di Piove. Aveva piovuto nella zona quando, poco dopo la mezzanotte, la potente Audi A6 di Edward Doy, 45 anni, nato in Albania, ma residente a Pontelongo, è uscita di strada. Uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo a lui, Martina Pagnin, mamma di due figlie, nonna da pochi giorni, 46 anni, di Legnaro che viaggiava al suo fianco, e al compagno della donna, Diego Rampazzo, 46 anni, residente a Sant'Angelo di Piove di Sacco. Anche lui lascia un figlio. Sembrava l'esplosione di una bomba, hanno raccontato le testimoni svegliate di soprassalto in piena notte. Una scena di guerra, quella che si sono trovati davanti i soccorritori. Il corpo di Diego Rampazzo nel cortile dell'abitazione, quelli di Edward e Martina incastrati tra le lamiere, pezzi di auto dappertutto, lo specchietto retrovisore finito nella finestra al primo piano. Cosa sia accaduto lo stabilirà l'indagine condotta dai carabinieri coordinata dal PM Roberto D'Angelo. Sul corpo di Edward Doy, una passione per la velocità, come si vede nelle foto postate sui social, sarà eseguita l'autopsia.